Pomigliano la marcia di primavera a sostegno delle associazioni che si occupano dei disabili, mentre a Venezia è partita la torcia di Special Olympics che annuncia i giochi estivi di fine maggio in Laguna. E a proposito di sport e disabilità, con un corteo di barche partito da Venezia e il viaggio della torcia di Special Olympics, l'associazione internazionale impegnata a far praticare lo sport ai ragazzi con disabilità intellettive. A fine maggio in Laguna si terranno i 30esimi giochi nazionali e oltre 150 agenti di polizia saranno i tedofori attraverso tutta la regione. Luca Ginetti. Spetta all'assessore allo sport Roberto Pancera l'onore di accendere ufficialmente la torcia olimpica che ora, grazie a 150 agenti della Polizia di Stato, attraverserà per tutto il mese di maggio le principali piazze del Veneto per annunciare i 30esimi giochi nazionali estivi di Special Olympics in programma dal 25 al 30 maggio e che vedrà in gara 1500 atleti con disabilità intellettive. La fiaccola ha percorso il Canal Grande con un corteo di barche delle società remiere veneziane. È stata poi consegnata, come da protocollo internazionale, al questore Vincenzo Roca. Da qui una prima staffetta ha attraversato il Ponte della Libertà, quindi Piazza Ferretto a Mestre, ed è arrivata alla Polisportiva Terraglio, quartier generale del comitato organizzatore, dove è stato acceso il braciere. Sabato la seconda tappa da Cortina d'Ampezzo a Forno di Zoldo e domenica l'arrivo a Belluno. Così fino al 26 maggio di città in città, quando poi tornerà a Venezia per la cerimonia di apertura in Piazza San Marco. Grazie per essere stati con noi, buona serata e buon 1° maggio.